dovremmo essere visibili da questo momento in su, sì. Ok, buonasera anche al pubblico di YouTube. Questo è un breve aggiornamento anche per voi per quanto riguarda le elezioni europee e per quanto riguarda le comunali per la provincia di Padova. Cominciamo con i dati sulle comunali per quanto riguarda la provincia di Padova. Ci sono già dei risultati, già alcuni comuni hanno il proprio sindaco eletto. Ad Arre è già stato eletto Michele Tobaldo con il 66,80, a Carceri Tiberio Businario con il 66,31. In attesa ancora dei dati per quanto riguarda Cervarese e Santa Croce, mentre a Casale di Scodosia Stefano Farinazzo vince con il 66,97, a Correzzola Mauro Fecchio con il 65,18, a Masi Cosimo Galassini con il 68,76, Piacenza d'Adige Primo Magri con il 62,63 e chiudono Urbana con Michele Danieli e Villa Estense con Paolo Oppio. In questi comuni c'era un solo candidato, quindi bastava avere il 50% più uno degli aventi diritto al voto per vincere le elezioni. Al momento stiamo ancora aspettando i dati per il comune di Cervarese e Santa Croce, ma dovrebbero confermare anche qui Massimo Campagnolo al suo secondo mandato. Per quanto riguarda le elezioni europee sul suolo padovano, attualmente ci troviamo a Padova città con i dati che ci vengono mostrati in anteprima dal comune. La situazione risulta quasi di parità tra le sezioni dominate dalla Lega e le sezioni dominate dal PD. Molte ancora le sezioni da scrutinare, più della metà. Al momento non ci sono seggi assegnati ad altri partiti, ossia solo Partito Democratico e Lega. Per quanto riguarda la battaglia nazionale, sicuramente interessante il dato che esce da queste elezioni europee. La Lega sfonda con questo risultato del 30%, si conferma il primo riesce a ambire a diventare il primo partito d'Italia, mentre crolla il Movimento 5 Stelle che va al 20% insieme al PD, più o meno adesso si trovano sullo stesso punto. Non ci sono ancora dati definitivi perché al momento si sta ancora scrutinando, è ancora alla fase iniziale degli scrutini, però gli exit poll parlano di un crollo appunto del Movimento 5 Stelle. Forza Italia si attesta sul 10%, Fratelli d'Italia al 6%, più Europa al 3,7%, mentre i Verdi a 2,5%, Sinistra a 1,8%. Gli altri partiti sono meno di 1 al momento. Queste sono le proiezioni, poi i maggiori dati li avremo durante la nottata. Andiamo ora a vedere quello che risulta per quanto riguarda l'affluenza sulle europee per quanto riguarda l'Italia. I dati sono ancora in fase di scrutinio, attualmente sono stati scrutinati 78.041 comuni su 79.015. Attualmente la percentuale dei votanti sarebbe del 56,09, quindi in ribasso rispetto alla precedente tornata quando si era attestata al 58,80. Per quanto riguarda l'area di Padova, la regione del Veneto, i dati del voto, al momento i comuni scrutinati sono 558 su 563, quindi anche qui non abbiamo un complessivo definitivo. Alle 23 erano 63 e 66 in complessivo sulla regione del Veneto gli aventi diritto al voto che si sono espressi
rispetto ai 63,93 della tornata precedente, ma come ho già detto il dato non è definitivo, quindi può subire ancora variazioni. Non può subire più variazioni quello di Belluno, che è definitivo, invece 53,53 rispetto alla precedente di 54,05. A Padova manca ancora un comune da scrutinare, quindi 67,30 alle ore 23 rispetto al 69,12 della precedente tornata. A Rovigo non ci sono più comuni da scrutinare, quindi la definitivo 63,96 alle 23, mentre 64,19 avevano espresso nella tornata precedente. Treviso avevano espresso il proprio voto 61,56 contro il 61,08, qui manca ancora un comune da scrutinare. Per quanto riguarda Venezia ne mancano 2 di comuni da scrutinare, comunque la percentuale si attesterebbe al 59,69% delle ore 23 rispetto al 59,40 della tornata precedente. Su Verona abbiamo tutte le sezioni scrutinate, quindi 66,01 dato definitivo delle 23 rispetto al 65,37 della tornata precedente. Vicenza ancora un comune da scrutinare, 66,24 delle 23 rispetto al 66,91. Se ci sono dei commenti, adesso vediamo se riusciamo ad averli, anche se riesco a vederli così. Massimo, posso rispondere se ci sono delle domande. Allora, la seconda proiezione no, al momento no, non è ancora disponibile. Sì, volume, buonasera. Un pizzico di interferenza audio, su questo non posso aiutarvi. Allora, attualmente sì, la Lega sarebbe in crescita, adesso stanno arrivando in questo momento le altre proiezioni, quindi le commenteremo tra qualche minuto appena anch'io ce le avrò disponibili, poi vedremo un attimo. Allora, al voto al momento stiamo aspettando le dichiarazioni di Salvini, che si esprimerà molto probabilmente in serata più tardi, e quindi attendiamo di sapere quello che dirà lui in primis, mentre si aspetta anche una dichiarazione da parte del Movimento 5 Stelle che probabilmente non ci sarà, probabilmente, ma non è sicura questa cosa. Quindi adesso vediamo un attimo come si evolve la situazione. Servirà un po' di tempo per capire se si andrà al voto anticipatamente. Ricordiamo che c'è da votare in ottobre il documento di economia, quindi l'ultima data valida per il voto, se si andasse al voto, sarebbe in settembre. Noi vediamo quelle che ci danno noi. Bene, questi sono i dati attualmente. Io vi ringrazio, continuate a seguirci su Premium 1 dove siamo ancora in diretta. Attenzione, vedo un cambio. A Padova c'è una sezione assegnata al Movimento 5 Stelle, vediamo, sì. È la prima sezione. Sì, neanche le comunali nella scorsa tornata era stata assegnata nessuna sezione ai 5 Stelle, quindi la prima sezione in assoluto che viene assegnata ai 5 Stelle per quanto riguarda Padova. Vediamo un po' cosa dicono i dati che ci vengono mandati. Penso che ci sia un'anomalia. Penso che ci sia un'anomalia sul sistema. Il Movimento 5 Stelle ha 41 voti contro i 130 e 130
di Lega e Partito Democratico. Quindi penso ci sia un'anomalia sul sistema. Anche perché prima di dare un risultato del genere probabilmente dovremmo attendere. Arrivano ora le proiezioni, eccole qui, proiezioni 32% per la Lega, 22% per il PD, 19% e 5% Movimento 5 Stelle. Queste sono le seconde proiezioni. Bene, continuate a seguirci su Premium 1, domani a partire dalle 13 ci saranno anche gli speciali per quanto riguarda le elezioni comunali, la battaglia maggiore è quella su Rubano, dove il comune, pur potendo andare al ballottaggio, non si andrà al ballottaggio perché ci sono solo 2 candidati, quindi saremo in diretta da Rubano per seguire questa lotta. A Monselice 7 i candidati, si andrà sicuramente al ballottaggio, si andrà sicuramente al ballottaggio anche a Selvazzano e si andrà al ballottaggio anche sicuramente a Cadoneghe. Questi sono i dati per quanto riguarda le comunali a partire da domani. Bene, grazie per averci seguito, gli aggiornamenti sulla pagina di YouTube continueranno, continueremo a mettere anche degli spezzoni della diretta di Premium 1. Grazie per averci seguito, buonanotte.